Sono le 8 in punto, il Buongiorno Sicilia del mercoledì mi vedrà tenervi compagnia un po' tutte le settimane, per cui ben trovato al pubblico che ci segue qui su Antenna Sicilia. Noi ci siamo e siamo pronti per raccontarvi i fatti più importanti del momento, ma non solo, siamo pronti anche a coinvolgervi in tanti argomenti assolutamente importanti e che troveranno l'interesse di tanti di voi, anche perché oggi per esempio parliamo anche tanto della salute di chi ci segue. Io sarò sempre, e ne sono felice, con la collega Lorena Dolci in studio, che sarà qui per la rassegna stampa, ovviamente come nella formula tradizionale di Buongiorno Sicilia. Buongiorno Lorena. Buongiorno anche da me. E allora tra poco proprio cominceremo questo nostro ping pong per capire come abbiamo raccontato i fatti più importanti e come questa mattina raccontano questi fatti i quotidiani. Cominciamo subito dall'operazione Mercurio. Ieri c'è stata una prima udienza, l'operazione Mercurio, lo ricordiamo, coinvolge anche il deputato regionale Giuseppe Castiglione. Le accuse sono di voto di scambio politico mafioso. Anche Regione e Ministero dell'Interno hanno chiesto di essere ammessi come parti civili. Ma sentiamo. I comuni di Catania, Misterbianco e Ramacca, assieme alla Regione Siciliana e al Ministero dell'Interno, hanno fatto richiesta di costituirsi parte civile durante l'udienza per il rinvio a giudizio di 26 indagati coinvolti nell'operazione Mercurio. Operazione portata a termine dai Carabinieri del Rosso con il coordinamento della DDA Etnea e vertente sulla capacità della famiglia Santapaola Ercolano di penetrare all'interno della pubblica amministrazione per coltivare interessi economici nel settore degli appalti pubblici. Il GUP Fabio Di Giacomo Barbagallo si è riservato di sciogliere le riserve nell'udienza fissata per il 7 ottobre. Intanto i legali del deputato regionale Giuseppe Castiglione, coinvolto nell'inchiesta, stanno valutando l'ipotesi di proseguire il processo con il rito ordinario e non aderire, come faranno altri, al rito abbreviato, fa sapere l'avvocato Salvo Pace. Il deputato regionale presente all'udienza davanti al GUP ha ribadito la sua estraneità con la criminalità organizzata, così come aveva fatto durante l'interrogatorio di garanzia, dopo l'arresto di febbraio, poi trasformatosi nei domiciliari. Le accuse mosse dalla Procura di Catania sono quelle di voto di scambio politico mafioso. In particolare, secondo gli inquirenti, Castiglione sarebbe stato vicino al clan Santapaola attraverso un intermediario che gli avrebbe assicurato appoggio elettorale per le regionali del 2022. A supporto delle accuse vi sarebbero anche le intercettazioni di alcuni degli indagati. Tra coloro nei confronti dei quali è stato richiesto il rinvio a giudizio c'è anche il pentito Rosario Bucolo. Di lui però Castiglione dice di averlo incontrato solo una volta senza sapere chi fosse. Così come non poteva venire a conoscenza, spiegano i legali, della eventuale mafiosità di persone a lui presentategli in altri contesti. Ecco, fin qui il nostro servizio del collega Orazio Longo. Lorena, allora, i giornali. Sì, la notizia la troviamo all'interno del quotidiano La Sicilia, mafia ed elezioni, e il titolo: Castiglione ed altri 25 dal GUP, Regione e Comune si costituiscono parte civile. Avete sentito gli aspetti giudiziari, ma l'articolo va anche nel core business, cioè nel cuore dell'inchiesta, che è l'assetto affaristico del gruppo mafioso del Castello Ursino, in cui operava Rosario Bucolo come vice di Ernesto Marletta, e sarebbe stato proprio Bucolo il collettore, attraverso l'intermediazione di un ex dipendente della MTS, Domenico Colombo, a pilotare pacchetti di voti nei confronti di Castiglione. Bucolo è diventato a giugno collaboratore di giustizia. La PM Raffaele Vinciguerra, nei verbali che ha riempito in questi mesi, ha evidenziato come Castiglione fosse consapevole di rapportarsi con un esponente della famiglia Santapaola, quindi smentendo quello che avete appena sentito, e inoltre di aver accettato di procurare voti a Castiglione al fine di poter avere una strada preferenziale per ottenere lavori al cimitero, considerando che aveva un'agenzia di onoranze funebri. Ma non c'è solo l'ex deputato regionale fra i politici per cui la PM ha chiesto il giudizio, ma anche l'ex consigliere comunale di opposizione di Misterbianco Matteo Marchese, l'ex sindaco di Ramacca Nunzio Vitale e il già consigliere comunale sempre di Ramacca Salvatore Pomaro. Tutti gli amministratori coinvolti dopo l'arresto si sono dimessi. Bene, grazie Lorena. Un fatto che ha scosso indubbiamente, che ci porta a Palermo, un omicidio che peraltro ci ha fatto anche riflettere sulla quantità di armi in uso alla gente comune. L'omicidio di Palermo. Alla base di questo omicidio potrebbe esserci
esserci una villetta contesa all'interno della famiglia. Il movente, e tra l'altro c'è anche un fermato, il cognato dell'uomo ucciso, il 62enne, che è stato inchiodato dalle telecamere di sorveglianza. Il servizio. Liti, battibecchi accesi, vecchie scorie, ma soprattutto una villetta contesa a Carini. Potrebbe essere questo il movente che ha portato Giuseppe Cangemi a sparare e uccidere il cognato Stefano Gaglio ieri a Palermo. È una delle ipotesi investigative per fare luce sul delitto avvenuto davanti questa farmacia dove Gaglio lavorava come magazziniere. Dopo un lungo interrogatorio alla squadra mobile di Palermo, Cangemi, 62 anni, è in stato di fermo. Le immagini delle telecamere di videosorveglianza della farmacia e di altri esercizi commerciali lo inchioderebbero. Cangemi, inoltre, avrebbe ammesso di avere sparato, consegnando anche la pistola. Tutto sarebbe nato per un vilino a Carini che il suocero avrebbe donato alla figlia, ovvero la moglie di Gaglio. Una decisione che avrebbe provocato malumori e liti tra i due cognati, visto che Cangemi ambiva la villetta. Quindi la furia omicida, 4 colpi di pistola sparati alle spalle del cognato. La farmacia dove lavorava Gaglio è rimasta aperta, nessuno vuole parlare. C'è ancora incredulità per quanto accaduto. Siamo ancora sotto shock, ci racconta il portiere di questo stabile vicino proprio alla farmacia Sacro Cuore. Ci vedevamo sempre e mai un ragazzo che usciva fuori o era nervoso, era sempre educatissimo, è quello che l'ho conosciuto io da tantissimi anni. Morire così è veramente, qualsiasi cosa ci sia stata anche in famiglia, dico, si discute, si parla, dico, non ci sono veramente parole. Lo conosco da cliente, dai, venendo in farmacia giustamente quel po' che insomma mi poteva aiutare, è sempre disponibilissimo. Poi quelle poche volte che veniva in tabaccheria, sempre gentile, cordiale, come siamo noi. Per me è una persona squisita, non posso aggiungere altro. Beh, insomma, è certamente lo shock della gente comune. Lorena, non so se sui quotidiani insomma, si raccoglie e si sente anche questa percezione. Sì, e mi pare che tanti stanno parlando, al contrario di qualcuno che ha scritto che c'era omertà, anche perché chiaramente non si è trattato di un delitto di mafia. Ma su Repubblica troviamo un approfondimento in particolare sul movente. Ho problemi di testa, il cognato confessa a metà e i familiari lo accusano. Perché a metà? Perché lui comunque ha detto si è presentato una sorta di stato confusionale, però un movente c'è. Le testimonianze raccolte appunto da Repubblica raccontano altro. Da giorni c'erano discussioni tra Stefano e suo cognato, ci ha raccontato il fratello della vittima davanti alla squadra mobile. Una settimana fa erano anche volate parole grosse. Al centro della discussione, l'abbiamo anche detto, un villino a Carini che apparteneva alle famiglie delle sorelle che hanno sposato Gaglio e Cangemi. Inizialmente era stato donato dal padre alla moglie di Cangemi. Sembra però che quest'ultimo volesse venderlo di nascosto ai figli che avrebbero saputo dell'iniziativa proprio da Gaglio. Ecco il perché della rabbia di Giuseppe Cangemi contro il cognato. La rivelazione di Stefano Gaglio avrebbe creato altre liti tra i familiari dell'assassino, ma il difensore di Cangemi insiste, si è detto di eredità o di questioni economiche. Non è così, il legale ribadisce, il mio assistito si è dimostrato collaborativo, ha ammesso le sue responsabilità. Quindi di fatto, scrive Repubblica, le liti erano interne alla famiglia del cognato, lui avrebbe avuto soltanto la colpa di aver rivelato queste intenzioni di vendere ai figli del suo assassino. E vedremo insomma come continuerà questa vicenda. Un altro fatto di cronaca che ha toccato e tocca moltissimo, vi invito a seguirlo, il commento, la dichiarazione accorata, dolorata, ma anche di forte denuncia della madre di un giovane, credo ventenne, che è finito in una pozza di sangue dopo una rissa tra vicini di casa. Era semplicemente la richiesta di abbassare il volume di una musica tenuta troppo alta, e da qui una rissa che poi ha portato, oltre che a un fatto di sangue, certamente anche alla denuncia di 10 persone per rissa aggravata, ed è proprio Lorena Dolci che ci racconta questo fatto. Sono felice che io ho mio figlio, anche se naturalmente traumatizzato dalla situazione, spaventato, anche se ha questi punti addosso, anche se è pieno di dolori e la notte non dorme, anche se
tutto quello che possiamo dire. Sono felice che oggi lo sto raccontando. Dall'ospedale in cui è ricoverato il figlio di 22 anni, Mary Giammona racconta quella domenica da incubo. Da giornalista di Teleiato mai avrebbe pensato di essere lei e la sua famiglia al centro di un fatto di cronaca. Il figlio accoltellato al braccio e al torace, il marito picchiato, al culmine di una rissa con un gruppo di palermitani che avevano affittato una villetta per l'estate a Carini. Un karaoke, canzoni neomelodiche e tutto quanto, praticamente una sola richiesta, appunto, di spostare la cassa dal mio muro di cinta e metterla più in dentro in maniera tale che loro la sentivano meglio e non la sentivo io. Praticamente è scaturita una inutile rissa che si poteva tranquillamente evitare. E mio figlio è stato accoltellato. In un post su Facebook Mary scriveva: ho visto il sangue che copriva il corpo di mio figlio, ma nessuno è stato trattenuto per tentato omicidio. Oggi quella famiglia, 10 persone tra i 19 e i 61 anni, sono stati denunciati per rissa aggravata, ma sono ancora nella villetta lì accanto. Sinceramente è preoccupato perché se sono stati in grado di fare questo, cosa sono in grado di fare. Però noi abbiamo fiducia alla giustizia e quindi non ci vogliamo pensare. È un fatto davvero drammatico l'uso dei coltelli, e un altro accoltellamento è avvenuto proprio ieri e lo troviamo tra le pagine del nostro sito Sicilia Web. Lorena. Sì, è successo a Caltagirone, accoltellamento in piazza, ferito a una spalla un 26enne della Sierra Leone. In piazza Umberto I c'è stata una lite con un altro cittadino straniero, l'uomo è stato ferito a una spalla e dopo essere stato soccorso dalla propria compagna è stato trasportato in ospedale. Al momento, dopo un peggioramento che aveva fatto ipotizzare un trasporto in elisoccorso, si trova ricoverato in condizioni stabili nel reparto di cardiologia. L'aggressore è stato individuato e fermato dalla polizia. Bene, allora prima di continuare con un altro servizio molto interessante, c'è un fatto di cronaca dell'ultima ora. I carabinieri di Caltanissetta stanno eseguendo un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 15 persone. Sono ritenuti appartenenti a un'organizzazione criminale dedita al traffico di stupefacenti, contestata l'aggravante di avere favorito la famiglia mafiosa di Gela del clan Rinzivillo. L'operazione ha disarticolato un canale di approvvigionamento di hashish e di cocaina destinato alle piazze di spaccio di Gela. Secondo quanto ricostruito, 3 degli indagati partecipavano alla vita associativa pur essendo detenuti, ma insomma di questo fatto certamente ci occuperemo anche nelle prossime edizioni dei nostri telegiornali. Dunque, un altro fatto importante: ieri si è tenuto un interessantissimo convegno destinato e dedicato al tema della mafia transnazionale, una mafia che si reinventa utilizzando le nuove tecnologie. Presente anche Roberta Metsola, che è presidente del Parlamento europeo, ha dichiarato una strenua lotta alle mafie. Sentiamo. Un'azione congiunta, una legislazione univoca a livello europeo per contrastare una criminalità che è sempre più internazionale e che utilizza da tempo le criptovalute, la moneta virtuale che garantisce privacy e soprattutto anonimato. Per questo si parla di cybercriminalità e l'allarme è arrivato dal convegno organizzato a Messina all'Università sulla criminalità nazionale e transnazionale, al quale hanno preso parte anche la Presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola, il Ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, i procuratori distrettuali di Sicilia e Calabria ed i vertici delle agenzie investigative europee, i rappresentanti delle forze dell'ordine. Sono fenomeni di integrazione sempre più preoccupanti, anche perché si avvalgono in una misura massiva delle nuove tecnologie, ciò che comporta l'uso di tecniche di dissimulazione, di occultamento sempre più difficili da contrastare. Gli appetiti della criminalità sono tanti, dai fondi del PNRR a quelli per il futuro ponte sullo Stretto, ad esempio. Dove ci sono soldi, loro arrivano, e in questo momento il PNRR potrebbe diventare un bottino facile, potrebbe essere un danno così grande da far tornare indietro di 30 anni la lotta alle mafie. Dagli atti del convegno arriverà un testo da presentare in Europarlamento per rivisitare quindi la normativa del 2008 considerata troppo vecchia rispetto alla corsa alla tecnologia della criminalità. Le leggi italiane, quello che ha vissuto questo paese, ci ha imparato molto, ci ha insegnato molto, e su questo noi facciamo delle leggi per tutta l'Europa. È per questo che voglio prendere con me delle storie, delle vite
che sono persi, ma anche della lotta contro il male, perché nell'Europa non abbiamo posto di accettare la criminalità transnazionale e faremo tutto per abbatterla. Ecco, grazie al servizio di Francesco Triolo. Lorena. Sì, lo troviamo, un approfondimento nel quotidiano La Sicilia, ecco il titolo, Unione Europea, strategia unica contro le mafie, l'Italia un esempio, ha detto appunto Roberta Mezzola, che si è detta felice di essere nella bellissima Messina, in una terra, la Sicilia, e qui l'omaggio agli eroi come Paolo Borsellino, Giovanni Falcone, Rocco Chinnici e molti altri. I successi dell'Italia e della Sicilia in particolare contro la criminalità organizzata, ha detto ancora la Mezzola, non sono una conquista nazionale, sono una bussola che orienta l'Europa intera, un punto di riferimento per chi crede nella giustizia e nella libertà. Oggi spetta a ciascuno di noi decidere quale eredità vogliamo lasciare alle prossime generazioni. E poi c'è stato anche l'intervento del ministro Piantedosi, che ha ricordato il valore dei beni sequestrati, che ammonta a 6 miliardi e mezzo, e poi sul ponte un impegno contro le infiltrazioni. Il capo della Direzione Nazionale Antimafia Melillo sulla cooperazione passi da gigante, mentre il procuratore di Palermo De Lucia ha detto ripensare la procura dell'Unione Europea e poi attenzione alle criptovalute. Bene, allora noi continuiamo però adesso, Lorena, con altri fatti che sono ovviamente nelle pagine dei quotidiani che ci raccontano la Sicilia. Sì, allora cominciamo a dare un'occhiata alle prime pagine dei quotidiani regionali. Vediamo subito la Sicilia, che dedica quasi tutta la prima pagina ai fatti importantissimi di livello più che altro internazionale, ma ecco troviamo una notizia: per l'export siciliano crollo pari a oltre l'11%, e poi la rivolta nel carcere di Cavadonna, detenuti pericolosi si barricano a Cavadonna. Il giornale di Sicilia c'è l'omicidio di Palermo, anche qui torna le motivazioni dell'assassino, una confessione a metà: l'ho ucciso io senza un motivo. Giuseppe Cangemi confessa l'omicidio del cognato, si indaga su vecchi rancori e l'eredità di una villetta. Il giornale di Sicilia dice però anche la figlia della vittima non crede a quello che dice, si finge malato. Esplode la rabbia dei familiari di Stefano Gaglio, che non credono alla giustificazione data alla polizia da parte dell'assassino. E poi un'altra nota riguarda i bandi per i rifiuti, vanno deserti, a rischio i fondi dell'Unione Europea, droga, una centrale a Falsomiele, 7 arresti. Andiamo a vedere la prima pagina della Gazzetta del Sud, che ovviamente riporta in taglio basso, ma in prima pagina il convegno di cui vi abbiamo appena dato conto. Obiettivo un'antimafia europea, saranno pubblicati e diventeranno una traccia per i prossimi passi gli atti del convegno che si è tenuto appunto all'Università. La Presidente del Parlamento Roberta Mezzola ha detto: pronti a rafforzare la collaborazione fra tutti gli attori in scena, la criminalità si combatte insieme. Prima pagina del tomo di Palermo del quotidiano La Repubblica, dedicata invece al valzer dei contributi, all'ARS, un tesoretto per ogni deputato. Nella manovra da 35 milioni riecco gli emendamenti territoriali che già erano al centro delle inchieste. Ogni esponente della maggioranza avrà 600.000 euro da spendere, metà per l'opposizione. E poi lo vedremo anche più avanti, il libro della figlia di Schillaci, che racconta il papà, un uomo fragile, in copertina. Qui abbiamo appunto ancora la confessione del cognato, ma poi c'è l'operazione di Falsomiele, droga da 10 milioni l'anno, 7 arresti nel fortino dello spaccio che attirava clienti da tutta la città, praticamente dalla mattina alla sera. E poi andiamo a Catania con il quotidiano La Sicilia, che da diverse settimane dedica adesso diverse pagine ad ogni provincia. Per Catania c'è l'accusa del sindaco di Cireale Barbagallo, che punta il dito contro il gestore unico dell'acqua, la SIE. L'accusa è che blocca i nostri bilanci, la società non ha inviato il preconsultivo e quindi i comuni sono fermi.
E poi il tesoro confiscato dei Nizza sarà acquisito dal Comune, è stata presentata la richiesta all'agenzia, parliamo di degli appartamenti in via Genovesi arredati, contrassegnati in pieno stile Gomorra, quindi immaginiamo troni d'oro e quant'altro, e nel 2017 erano finiti nel mirino della DIA. Adesso entreranno a far parte del patrimonio di Palazzo degli Elefanti. Di spalla troviamo invece questo articolo che riguarda ormai ex direttore dell'ASP di Catania, Giuseppe Reina, che si è appunto dimesso dopo che gli è stata notificata dalla polizia la misura interdittiva per l'accusa di abusi sessuali. Ha presentato le dimissioni, come si dice in questi casi, per motivi personali, ma chiaramente insomma, è stato travolto dalla bufera. E poi ricordiamo che Reina, secondo la procura, quando era primario avrebbe tenuto comportamenti espliciti finalizzati a ottenere prestazioni sessuali da personale femminile della struttura, forte del suo ruolo gerarchico e anche durante i turni di lavoro, anzi abbiamo detto anche in presenza addirittura di pazienti. La vicenda Visodent: arrivano, scrive Repubblica, i primi rimborsi ai clienti truffati. Che cosa succede? Che Banca Sella accetta di estinguere il credito, parliamo dei tanti mutui contratti dai pazienti appunto per sottoporsi alle cure dentali. Federconsumatori adesso dice: attendiamo che altri istituti seguano l'esempio. E poi appunto accennavamo al libro della figlia di Schillaci, il mio libro su papà, per raccontare che era fragile. Al CEP ho pianto per il murale. Qui vediamo questa bella foto di Jessica insieme al papà Totò, naturalmente tutti lo ricorderete, l'eroe d'Italia 90 che stregò con le sue prodezze l'intera nazione, diventando anche capocannoniere dei mondiali di calcio. C'è poi questa bella storia, siamo in chiusura, che vi voglio raccontare, la troviamo sul quotidiano La Sicilia. Un amore capace di superare ogni limite e barriera è quello fra Samantha Armenia, di 37 anni, che è affetta da una grave malattia scheletrica che l'ha costretta a numerosi interventi, che ha scelto di non nascondersi dietro la sua condizione fisica. Non le mancano forza, coraggio e autoironia, e si è sposata con Peppe, con un sorriso che conquista prima ancora dello sguardo. E con questa notizia, Roberta, ci fermiamo. Tra l'altro è una splendida cantante, Samantha Armenia, quindi insomma dà spazio a tutti i suoi talenti. Allora, noi adesso andiamo a dare uno sguardo in strada, a Catania in particolare. Le telecamere ci mostrano la situazione di via Vincenzo Giuffrida, una strada, un'arteria sicuramente molto congestionata. Spesso a quest'ora non vediamo, diciamo, un traffico estremamente come dire, corposo, e questo certamente conforterà gli automobilisti. In entrata in città ovviamente il flusso veicolare è più diciamo pesante, ecco, vedete, mentre in uscita dalla città mi sembra che ci sia un flusso piuttosto fluido. Adesso ci spostiamo e andiamo proprio con le telecamere che inquadrano la circonvallazione nei pressi del Tondo Gioeni, e questo purtroppo dall'inizio della scuola è sempre un tratto piuttosto congestionato, per cui chi passa da queste parti deve farlo necessariamente, si regoli, chi può evitare un po' questa zona della città lo faccia con vie alternative. Il panorama cambia, e questa è una splendida cartolina dell'Etna che in questi giorni ci appare estremamente tranquilla. Guardiamo la cima, peraltro, che si staglia su un cielo bellissimo e sereno. Oggi è una splendida giornata, ma andiamo a vedere l'Etna da un altro versante, da un altro lato, e cioè il lato di Taormina. Davvero sembra una cartolina da spedire agli amici, quindi una bellissima condizione meteorologica e un Etna tranquillo. E allora noi a questo punto ci fermiamo, c'è una pausa, ma poi torneremo con Lorena Dolci per sapere di che cosa si parla a livello nazionale e internazionale sui giornali. Torniamo. Bentornati a Buongiorno Sicilia, subito la parola a Lorena Dolci che ci racconterà attraverso i giornali i fatti nazionali e internazionali del momento. Lorena.
Grazie Roberta, andiamo subito a vedere le prime pagine dei giornali che sono dedicate a due notizie di stampo molto diverso ma che entrambe colpiscono moltissimo. Da una parte c'è l'offensiva di terra a Gaza con i tank e con i soldati che ormai hanno messo sotto assedio Gaza City, già 100 morti, migliaia di persone in fuga, e dall'altra la morte di Robert Redford, icona del cinema mondiale, il volto bello dell'America, è stato definito, che è morto ieri a 89 anni nel sonno, e vedremo anche un ricordo. Ma appunto partiamo da Repubblica, il titolo di apertura è Israele dice distruggeremo Gaza, secondo Netanyahu le truppe sono entrate, c'è in corso questo potente attacco contro Hamas, e dall'altra in casa, cioè in Israele, protestano le famiglie degli ostaggi, arriva il nuovo atto di accusa dell'ONU, è in atto un genocidio. Sul fronte delle reazioni la Commissione dell'Unione Europea annuncia sanzioni, mentre i cortei pro palle prendono iniziative negli atenei e si alza la tensione. E poi qua in basso vediamo questa bellissima foto di Robert Redford, il volto bello dell'America, lo vediamo qui nello splendore dei suoi circa 30 anni, non come eravamo ma come avremmo voluto essere, come appunto Robert Redford, belli perché no, ma anche impegnati, coerenti, appartati, convinti che le cause sono locali o sono universali. Difatti Robert Redford era una persona impegnata. Il Corriere della Sera, anche qui apertura dedicata a Gaza City, esodo sotto le bombe, l'Europa annuncia sanzioni contro Israele, forse arrivano un po' in ritardo, la Commissione ONU parla di genocidio, le truppe hanno invaso la città della Striscia, il nostro ministro della difesa Crosetto dice è un errore, Netanyahu dice chi ci condanna è ipocrita. E vediamo un'altra bella foto di Robert Redford, la star progressista di Hollywood. Ancora prima pagina, La Stampa, inferno a Gaza City, l'esercito dice controlliamo il 40% della città, la rivolta delle mamme degli ostaggi sotto la casa del Premier a Gerusalemme. E poi ancora un altro frame dedicato appunto a Robert Redford e Jane Fonda, che erano insieme nel film A piedi nudi nel parco, e il gioco di parole adesso A piedi nudi nel cielo. Ma andiamo ad approfondire, vediamo cosa sta succedendo. Questa invasione di terra, tank appunto via terra, raid dall'alto, Israele all'assalto finale, Gaza brucia, sono almeno 100 morti, ma naturalmente sotto le materie ci saranno molte altre vittime. Attacco dal cielo e dalla terra, in tanti sotto le macerie. Netanyahu dice chi ci condanna è ipocrita. E i Gazawi, gli abitanti della striscia, sono in fuga, chi rimane anche sotto le bombe perché dice tanto non ci sono posti sicuri, e chi invece lascia la casa per la quarta volta. In questa immagine del Corriere della Sera vediamo questa fila interminabile di camion carichi di masserizie, quel che resta delle loro case, che stanno abbandonando appunto per la quarta volta. E vediamo anche forse foto che parlano più di tanti testi. Questo papà con due bambini in sella ad una bicicletta che si allontana, una bimba che porta in testa un materasso logoro. Famiglie palestinesi in fuga dal nord della striscia di Gaza si recano al sud alla ricerca di un posto sicuro. Quasi metà della popolazione è composta da bambini, bisogna percorrere 15 chilometri, siamo come fantasmi, dicono. Netanyahu incassa il placet di Trump, sapete che ieri è andato il segretario di Stato Mark Rubio, e dall'altra Trump proverà a salvare gli accordi di Abramo con i paesi alleati dell'Arabia Saudita. Colpi da terra, cielo e mare, oltre 100 morti nel primo giorno della nuova offensiva, ha preso il 40% della capitale e roccaforte di Hamas, ma
ci vorranno mesi per il controllo totale. Netanyahu dice non ci diamo limiti di tempo, un'altra guerra infinita. L'ONU prende posizione debolmente e senza grandi mezzi. Nella striscia è in corso un genocidio. Il rapporto della commissione investigativa, i vertici di Israele hanno istigato al massacro, la comunità internazionale li sanzioni, la replica dice agite come rappresentanti di Hamas. E poi c'è la vignetta di LK che ci strappa un sorriso amaro, inaccettabile di qua, inaccettabile di là, io tiro dritto per la mia strage anziché per la mia strada. Gli USA assist a Bibi, avvertimento ad Hamas, il tempo sta scadendo, quindi pieno appoggio a Netanyahu e quanto sta succedendo. L'Unione Europea annuncia le prime sanzioni, ma il governo Meloni tira il freno. Il pacchetto di misure, tra cui la sospensione di alcuni accordi di cooperazione, sarà presentato oggi ai 27 da Kallas, che è l'alta rappresentante dell'Unione Europea. Ma ormai già i stivali sono sul terreno. Poi c'è l'altra questione di tensione internazionale, parliamo dello scenario in Ucraina. Putin mostra i muscoli all'Europa, si mostra fra l'altro in tuta mimetica alle esercitazioni militari, lo vediamo qui in questa foto. Dall'altro il presidente Trump, che si trova in visita a Londra con la moglie Melania, dice stop petrolio, cioè basta comprare petrolio dalla Russia, in pratica dice ve lo vendiamo noi. L'Italia è in difesa, l'ha detto chiaramente il ministro Crosetto, piani d'acquisto a rilento, mancano missili e droni, la rincorsa della difesa. C'è una corsa ormai in tutto il mondo all'armamento, tutto lo schieramento italiano appare in ritardo, il quadro dell'aeronautica è forse il meno preoccupante, seguito da quello della Marina, mentre per l'esercito è stato evidenziato un allarme rosso. Negli ultimi 30 anni le nostre brigate sono state forgiate soltanto per le missioni di pace. E poi c'è il killer di Kirk che ha confessato, è stato preso, contro di lui ci sono prove schiaccianti, le chat e 7 capi di accusa, rischia la pena di morte e in particolare a inchiodarlo sono appunto queste chat con il partner, un partner fra l'altro era in via di transizione sessuale e lui scrisse lo eliminerò, il partner chiede sei stato tu, lui risponde mi dispiace. E quindi insomma una sorta di ammissione. E poi c'è l'altro giovane accusato di un pesante omicidio, lo ricorderete, si chiama Luigi Mangione, fra l'altro di origine italiana, che ha ucciso il vertice di una importante catena di assicurazioni. Cade l'imputazione di terrorismo, ma naturalmente resta quella di omicidio volontario. Torniamo in Italia, ieri giornata dedicata a Willy, il ragazzo morto per difendere un amico sotto i colpi di un gruppo che l'hanno pestato ferocemente. Ha parlato Mattarella, l'odio moltiplica l'odio, lo vediamo mentre abbraccia la mamma di origini capoverdiane. Andiamo avanti, ieri è stata una giornata nera dal punto di vista degli incidenti e delle morti sul lavoro, una vera e propria strage, si parla, dati della CGIL, di 600 morti dall'inizio dell'anno. Prato, operai malmenati durante il picchetto sono stati i proprietari. Alleggeriamo un po' queste ultime pagine. È pronto per il Chuck, il sequel di Il diavolo veste Prada. A Milano comparse in fila per vestire Prada, regalateci un istante nel film. Preso d'assalto il casting per il sequel che uscirà l'anno prossimo. Pronti a tutto, dicono questi aspiranti comparse, insomma, anche per un semplice fotogramma. E con questa aspirazione di queste giovani comparse, Roberta, ti restituisco la linea. Però ci rivediamo dopo, ci rivediamo nella parte finale della trasmissione per notizie molto carine e molto interessanti che ha trovato nelle pagine dei giornali la nostra Lorena Dolci. Non ci sono aggiornamenti particolari di cronaca, ci fermiamo per una pausa e poi iniziamo i nostri argomenti di oggi molto molto interessanti, dunque restate con noi.
Siamo ritornati a Buongiorno Sicilia per trattare un argomento che sono assolutamente convinta potrà interessare davvero tanti dei nostri telespettatori. Chi non ha avuto un dolorino, un sintomo che magari ha trascurato, eppure quel sintomo ce lo siamo ritrovati per tanto tempo, magari chissà 3 settimane addirittura. Alcuni sintomi legati ovviamente a una zona del corpo della quale parliamo tra poco, molto spesso invece non vanno trascurati, ma vanno evidenziati e portati a conoscenza degli specialisti. Oggi parliamo della diffusione dei tumori testa-collo, perché al momento è attiva un'importante campagna di prevenzione di questi tumori. Al centro di tutto questo il polo di riferimento, che è l'azienda ospedaliera universitaria Policlinico e San Marco di Catania. Sono qui con il professore Alberto Bianchi, che è qua vicino a me, che saluto, direttore dell'unità operativa complessa di chirurgia maxillofacciale dell'ospedale San Marco, e vicino a lui c'è il dottore Antonio Bonanno, otorino-laringoiatra, ma direttore dell'unità operativa semplice, che si occupa ovviamente di queste malattie da un punto di vista proprio prettamente oncologico. Allora, grazie per essere qui, siete nel pieno della campagna che si concluderà domani. Domani sarà un'altra giornata importante di screening. Un sintomo per 3 settimane, 3 settimane per una vita. Molto spesso gli slogan vogliono praticamente dire tutto. Professore Bianchi. Perché 3 settimane? Perché è fondamentale riuscire a separare il sintomo banale del dolore momentaneo, che può essere legato a 1000 processi infiammatori, da qualcosa di più. Quando un processo infiammatorio, quando una tumefazione, un gonfiore, quando una piccola ulcera della bocca, che inizialmente può comparire come un trauma masticatorio oppure come una piccola afta di cui siamo stati portatori tutti, quando questa lesione, una piccola perdita di sangue a livello nasale, un gonfiore di un linfonodo nel collo, dura più di un certo periodo, che la comunità scientifica ha definito queste 3 settimane, può essere un piccolo campanello o grande campanello di allarme di una patologia diversa. Cioè non si passa da una malattia, un sintomo momentaneo a qualcosa di più. E questo qualcosa di più è sostanzialmente quello di cui stiamo parlando in questi giorni, esatto, su cui stiamo spingendo molto sulla prevenzione, cioè un ipotetico sospetto tumore del distretto testa-collo. Che cosa vuol dire esattamente distretto testa-collo? Dove lo localizziamo, se c'è una localizzazione da fare? Grazie. Per quanto riguarda il distretto testa-collo, tutta la problematica oncologica si distribuisce, diciamo, in tutta quella che è il cavorale, la lingua, il faringe, le tonsille palatine, in questo caso di nostra competenza il laringe, con un sintomo che è la raucedine, la disfonia, che ovviamente è un campanellino d'allarme, come ha detto perfettamente il professore Bianchi, per quanto riguarda la comparsa di un sintomo che perdura per più di 3 settimane, o comunque entro le 3 settimane, quindi è conveniente lavorare ovviamente sulla prevenzione. Sono esclusi dal distretto testa-collo il cervello, l'occhio, l'orecchio e l'esofago, quindi tutto quello che interessa, esclusi questi organi, sono di competenza della chirurgia testa-collo. Ecco, voi fate degli screening, cerchiamo di capire in cosa consistono, come si fa questa prevenzione, come ci si controlla? Per certi aspetti è semplice, perché l'accesso al cavorale è molto semplice, tanto che uno dei partner della prevenzione è anche l'odontoiatra, che per le lesioni del cavorale viene durante il proprio iter formativo educato alla prevenzione, o perlomeno al sospetto di una patologia neoplastica. La principale patologia di cui noi stiamo parlando è il carcinoma del cavorale o delle vie respiratorie, il più diffuso. Ed è l'evoluzione maligna della normale mucosa. Purtroppo l'evoluzione della patologica neoplastica maligna
in alcuni pazienti, in modo particolare nei fumatori, nei bevitori e oggi possiamo dire anche per l'esplosione del papillomavirus, hanno creato delle condizioni pre-neoplastiche tali che vanno screenate, vanno analizzate, vanno viste. Gli altri distretti sono un po' più complessi e in questo ovviamente il contributo dei colleghi a Torino, che sono i maestri dell'endoscopia, oltre che di tanti altri aspetti, però è fondamentale perché l'indagine delle vie nasali, dei seni mascellari, fino, come diceva Antonio, alla laringe, che è proprio territorio puro dell'otorinolaringoiatra, che può essere diagnosticato mediante strumentazione endoscopica, ma questo poi... Appunto, cioè una visita dall'otorinolaringoiatra può veramente come dire, fare tanto anche... Diciamo che diventa più interessante per quanto riguarda l'otorino, oserei dire più completa per determinate cose, anche se poi diciamo, l'accesso a uno strumentario dipende da chi lo sa usare, ecco, cioè, voglio dire, è come qualunque altra cosa. E noi abbiamo adesso la possibilità di adoperare dei fibroscopi flessibili, piccoli, di piccolissime dimensioni, addirittura 2,5 mm, non con canale operativo, che ti permettono di esplorare, come diceva brillantemente il professore Bianchi, le cavità nasali, quindi andare a vedere il rinofaringe, che è un'altra zona delicata che può manifestare, diciamo, far comparire situazioni neoplastiche. Ma ve ne accorgete proprio all'insorgere da una visita, ci allora, si accorge subito? Una visita dai sintomi te ne puoi accorgere subito se c'è una lesione così manifesta, ecco, che può essere ben visibile. Diversamente, se hai il sospetto e c'è la persistenza dei sintomi, inizi a far fare degli accertamenti, in questo caso una TAC, quindi delle indagini che ti possono permettere di vedere più a fondo, perché è come se io vedessi quella parete, tutto quello che c'è su questa parete, ma non so esattamente cosa esiste nello spessore. Certo, quindi diciamo che c'è un campanello d'allarme con la visita e poi ci si sposta su un altro tipo di diagnostica, che è quella che fate durante questi screening, professore? Durante questi screening l'obiettivo principale è la ricerca dell'immagine, ovviamente c'è l'aspetto educativo, cioè noi abbiamo bisogno di far sapere alla popolazione che queste neoplasie devono essere intercettate, che quindi la sentinella, che possa essere l'otorino, il chirurgo maxillofacciale, l'odontoiatra, è, diciamo così, una figura fondamentale nella prevenzione, perché i tumori del distretto testa-collo, se vengono intercettati presto, hanno un 90% di guarigione a 5 anni. Ecco, quindi e questo diciamo è estremamente importante. Certo. Dall'altro punto di vista, noi stiamo facendo, e in questo penso di poter dire una cosa bella, nel senso che a Catania negli ultimi anni si è sicuramente sviluppato un'integrazione estremamente forte tra i nostri due gruppi, assieme ad altri partner di questo, che sono gli oncologi, i radioterapisti e quant'altro, e che quindi possiamo garantire alla cittadinanza, dalla diagnostica alla terapia adeguata. Abbiamo fatto al Policlinico e stiamo portando a termine un percorso diagnostico-terapeutico completo, quindi dalla diagnostica alla terapia. Oserei anche dire, anche come essendo due reparti a indirizzo universitario, che stiamo molto dedicando anche alla ricerca, sia noi che i colleghi a Torino, perché si sta facendo tanta ricerca assieme a tutta l'università, per esempio sulla biopsia liquida, sulla prevenzione, sullo scraping, cioè andare a prendere poche cellule che ci possono già dire se c'è stato un viraggio. Allora, abbiamo pochi minuti perché di questo argomento, devo dire, è interessantissimo, anzi vi faccio i complimenti perché credo che sia una cosa di cui non si parla tantissimo, di questi tumori, quindi è un'iniziativa di grande pregio, di grande rilievo. Volevo chiederle, dottore, che incidenza c'è? Cioè è una cosa molto comune, è un tipo di tumore molto comune quello che riguarda testa-collo? Diciamo che rappresenta il terzo tumore del nostro corpo, insieme all'ovaio e al polmone.
e quindi è frequente. È chiaro che la campagna di prevenzione, come diceva il professore Bianchi, è importante. In questi giorni abbiamo avuto anche una forte adesione da parte, evidentemente il messaggio che è stato dato da voi come comunicato stampa è stato eccellente. Quindi insomma allo screening stanno venendo in tanti, sì, e continueranno a venire anche da oggi in poi. Aspettatevi ancora più gente, tra l'altro nei 2 punti di riferimento, il Policlinico, il reparto ovviamente ad hoc, e il San Marco. C'è una differente modalità, ovviamente in una struttura c'è un ingresso libero, in un'altra credo ci si debba prenotare, se non ricordo male. Noi abbiamo considerato l'ingresso libero, che può essere giusto o sbagliato, però cerchiamo in quella fascia oraria di soddisfare le esigenze. Quindi entrambi diciamo, i luoghi deputati, Policlinico, Ospedale San Marco, si possono comodamente effettuare questi screening. Un altro cenno, stile di vita. Lei parlava fumatori. Ci sono altri stili di vita che in qualche modo possono incidere sulla formazione di questi tumori? Sì. I fattori predisponenti noti a livello mondiale sono ovviamente il fumo e l'alcol, e come dicevo poc'anzi il terzo fattore estremamente importante è il papillomavirus. Il papillomavirus che attacca altre mucose del corpo oggi è veramente un grande player di questa malattia. Dopodiché c'è, specialmente oserei dire per la patologia delle mucose orali, anche la buona salute della bocca, e quindi non traumatismi, e quindi avere, diciamo, la miglior condizione anche nella masticazione, questo specialmente per le mucose delle guance, della lingua e quant'altro. Allora, velocissimamente, 3 sintomi da non trascurare, li ripetiamo perché la gente poi vuole ritrovarsi nelle cose che raccontiamo. Allora, come sintomi, la comparsa di una tumefazione al collo latero-cervicale, eccetera, un sanguinamento dal naso, la difficoltà respiratoria nasale, specie monolaterale, perché bilaterale può essere sempre legata a fattori flogistici, e poi il dolore alla lingua o la comparsa di macchie bianche a livello del cavo orale. È chiaro che una lesione tonsillare un non addetto ai lavori non la può vedere, però ha il sintomo perché ha un dolore puntorio, e questo lo deve in qualche modo deve determinare un campanello d'allarme. Vi ringrazio tantissimo, ricordo la possibilità di continuare a fare lo screening alla sede del Policlinico di via Santa Sofia a Catania, nell'unità operativa complessa diretta dal dottore Lamantia. Gli ambulatori sono aperti dalle 8:30 alle 12:30 e al San Marco dal lunedì, vabbè, ma insomma adesso consideriamo soltanto oggi e domani, dalle 9 alle 13 nella sede della chirurgia maxillofacciale diretta appunto dal dottore Bianchi. Vi ringrazio tanto, grazie, buon lavoro naturalmente. Noi adesso ci fermiamo per una pausa e poi siete stanchi, tornati dalle ferie. Sembra un paradosso, stanchi tornati dalle ferie, invece non lo è una realtà. Ne parliamo tra poco. Buongiorno Sicilia, torniamo. Un saluto e ben ritrovati da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. La coda del fronte atlantico che ha lambito il nord Italia si allontana verso Levante, al mattino ancora delle nubi irregolari sull'Italia, specie sul basso versante tirrenico, anche qualche locale piovasco. In Sicilia dunque giornata in prevalenza soleggiata, eccetto per delle nubi al mattino anche sul Messinese e sullo stretto di Messina, senza particolari conseguenze. Avremo venti in prevalenza deboli o al più moderati da nord e temperature che si mantengono estive, con massime intorno ai 30 gradi o superiori sui settori interni e meridionali dell'isola. Poi giovedì avremo ancora condizioni stabili, ben soleggiate, per la presenza dell'anticiclone subtropicale su tutto il Mediterraneo centrale, che insisterà almeno fino al weekend. Dunque ancora tanto sole, un po' di residua ventilazione da nord, specie sullo Ionio, e temperature che si mantengono stazionarie su valori pienamente estivi, le minime intorno ai 20 e le massime sui 30-32 gradi. È tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo. E siamo tornati a Buongiorno Sicilia, avevo anticipato prima delle previsioni, parliamo di una condizione che riguarda secondo me assolutamente tutti. Si torna dalle ferie, bisognerebbe essere carichi, pronti, forti a ripartire, e invece arranchiamo un po'. Questa
cosa ha una spiegazione assolutamente reale. Dunque ne parliamo. Saluto la dottoressa Daniela Bordonaro, direttore dell'unità operativa complessa del servizio di psicologia dell'ASP di Catania. Ben trovata, buongiorno. Grazie di avermi invitato. Allora, questa cosa che tutti diciamo, che ogni tanto magari i colleghi che sono già lì a lavorare da giorni e ci vedono tornare dalle ferie e diciamo mamma come siamo stanchi, dico ma per favore siamo noi stanchi, e invece dottoressa? E invece è così, io dico sempre che il vero inizio d'anno non è la notte fra il 31 dicembre e il 1 gennaio, ma sono proprio i primi di settembre, perché forse durante l'anno è l'unico momento in cui noi sperimentiamo un brusco cambio da una situazione di relax a una situazione invece di iperattività. E questa iperattività ovviamente presuppone un cambio improvviso della routine, perché dobbiamo rientrare dentro quelle che sono le regole dei luoghi di lavoro, delle istituzioni, quindi rispetto di orari, la presa in carico di compiti e di responsabilità che non è che sono diminuiti o cambiati soltanto perché noi siamo stati in ferie, e quindi dobbiamo cercare dentro di noi la motivazione per riassumerci queste responsabilità e questi compiti. E ultimo, ovviamente questi cambi di stato così improvvisi ovviamente aumentano i livelli di stress e quindi c'è una produzione proprio a livello biochimico di aumento del cortisolo che crea tutta una serie di disturbi che possono essere da quelli psicosomatici, le gastriti, le coliti, anche un abbassamento del tono dell'umore. L'abbassamento del tono dell'umore io credo che è veramente legato proprio a questi tre fattori, no? Noi passiamo un periodo delle nostre vacanze in una situazione non solo di benessere, di relax, ma anche di, per esempio, all'aria aperta, passando il tempo con le persone con le quali ci troviamo bene. E improvvisamente ci ritroviamo nei luoghi di lavoro che sono spesso ristretti, sono spesso anche sovraffollati, con le stesse dinamiche che abbiamo lasciato. E ovviamente questo, la difficoltà di trovare anche una motivazione in qualche modo ci abbatte, e l'aumento del cortisolo è una delle motivazioni per cui le persone si sentono poi stanche. Quindi la Nonostante che stanchezza, vengano, perché in effetti è legata allo stress. È legata allo stress della però in realtà, modificazione. è la cosa che tutti segnalano, stanchezza, no? Cioè Sì, la prima sì. cosa, ma in realtà probabilmente dietro. Ma è come una lei dice. stanchezza psicofisica perché è legata al fatto che il nostro cervello ha una sua plasticità, per cui il cervello umano è caratteristico per potersi adattare a qualunque situazione, ma l'adattamento del cervello è un adattamento comunque lento che ha bisogno del suo tempo, mentre invece noi ci ritroviamo in questo brusco passaggio. Se poi a questo aggiungiamo che in realtà non siamo solo come individui, ma proprio come famiglia cambiano improvvisamente tutte le abitudini, L'inizio gli della orari, scuola, per l'inizio della esempio. scuola, banalmente anche l'inizio del traffico. Cioè, Sì, l'abbiamo visto prima con le nostre telecamere, è vero, infatti. cambia Quindi tutto. i tempi si restringono, cioè io devo uscire prima da casa, devo farmi le file, e a tutto questo non siamo stati abituati per un periodo di Ecco, tempo. dottoressa, quella che diciamo lei ci ha spiegato è, come dire, il racconto di una forma di, possiamo definirla, depressione post-vacanze. Sì, è chiaramente, voglio dire, io quando parlo di depressione faccio sempre la differenza. Una cosa è la depressione importante, che ha a che fare ovviamente con delle fragilità che sono precedenti Certo. l'evento e che magari si acuiscono. Questo è transitorio, giusto? Questo Però è un poi fatto ci sono transitorio. queste depressioni fra virgolette transitorie che hanno a che fare proprio con questa fatica di rientrare in contesti che ci mettono davanti a tutta una serie di compiti, di obblighi per i quali non abbiamo perso la motivazione e che non possiamo evitare.
ovviamente. Certo. No? Ma c'è una distinzione ovviamente netta, penso di comprendere, tra questo tipo di depressione, diciamo, transitoria. Io direi abbassamento del tono dell'umore transitorio e una forma magari un po' più ampia che spesso segnalano le persone parlando di una depressione legata al fatto stagionale, cioè le stagioni, il clima che influenzano. Sì, le stagioni influenzano il tono dell'umore sicuramente, ovviamente influenzano molto di più il tono dell'umore di persone che hanno già delle fragilità. Sicuramente le stagioni di mezzo come la primavera e l'autunno sono stagioni significative. L'autunno perché andiamo incontro anche ad una diminuzione della luce, Certo. per esempio, si va verso il buio, si va verso il tempo che sicuramente non è più il tempo fatto di sole, di cielo sereno. E la primavera anche, perché la primavera è un altro periodo dell'anno che influisce moltissimo sul tono dell'umore. Infatti, però, si parla di pazienti che hanno delle depressioni importanti, in genere chi fa delle cure farmacologiche relative a queste problematiche, in genere si consiglia di non sospendere mai le terapie proprio in primavera e proprio in autunno. Senta, un tema credo estremamente importante, il sonno, influenzato da una condizione di abbassamento del tono dell'umore o cioè è un fatto Il sonno legato? può essere influenzato sicuramente dal cambio di stato, perché ovviamente non è più un sonno rilassato, perché intanto ci si alza prima la mattina, perché ci sono tutta una serie di incombenze, di responsabilità che ci aspettano durante la mattina, perché in genere una delle caratteristiche dell'abbassamento del tono dell'umore sono proprio le alterazioni del ritmo sonno-veglia. Certo. Ma è vero anche che in questo periodo il ritmo circadiano è influenzato dal fatto che noi veniamo da un periodo dove invece il sonno era sicuramente molto più libero. Quindi ci potevamo permettere di alzarci quando volevamo, di andare a dormire quando Comanda volevamo. tutto la nostra testa, diciamo Sì. così, la condizione. Quindi, sì, perché è sempre lì, perché il cervello deve riabituarsi piano piano ad altre regole, no? Sarà capitato a tutti che insomma ormai dopo tanti anni ci svegliamo prima della sveglia, ma questo non avviene mai i primi giorni dopo il rientro dalle vacanze, perché poi il cervello si abitua a un nuovo ritmo. Allora, che possiamo fare, dottoressa? Naturalmente lei dirige dei servizi importanti e quindi parliamo di psicologi. Il vostro servizio può essere un riferimento anche per chi manifesta questo disagio, ha voglia di capire un attimo, no? Se si può fare qualcosa per attenuarlo. Allora, io credo che se il disagio è legato esclusivamente ad un livello, un cambiamento di stato e poi in qualche modo va ad esaurirsi naturalmente, allora sono processi fisiologici con i quali facciamo tutti i conti e che poi nel giro di una settimana, 10 giorni, magari mettendo in atto piccoli accorgimenti, tipo non cominciando a sovraccaricarsi subito di lavoro, facendo una selezione delle cose più importanti, cercando di dedicarsi ancora un po' di tempo, un po' di spazio personale per fare delle cose gratificanti. Per esempio una cosa che io dico sempre, bisognerebbe evitare di passare improvvisamente, cioè io fino alla sera prima sono in vacanza e l'indomani mattina vado a lavorare, perché questo è veramente uno shock, ma quindi iniziare gradualmente ove possibile, quando è possibile. Se invece abbiamo a che fare con dei soggetti più fragili che hanno una tendenza all'abbassamento del tono dell'umore anche in altre situazioni della vita, o dove il tono dell'umore permane per un periodo di tempo oltre quello che viene considerato fisiologico, allora è il caso di rivolgersi chiaramente ai nostri servizi. Ecco, un'ultima domanda, stiamo sempre parlando di rientro dalle vacanze, dalle ferie.
con il riferimento a gente che poi torna al lavoro. Ma non credo che questa cosa riguardi soltanto i lavoratori, penso che probabilmente può essere riferita in realtà un po' a tutti, no? Anche riguarda tutti, anche perché, come lei diceva, in realtà il cambiamento di stato non è individuale, ma coinvolge le intere famiglie. Certo. Ci sono i bambini che tornano a scuola, i bambini hanno una difficoltà sicuramente, più sono piccoli, maggiore di adattamento rispetto agli adulti, perché dobbiamo dimenticare che i bambini hanno un periodo veramente molto lungo di sospensione dalla scuola. Ci sono i passaggi di grado, cioè dalle elementari alle medie, dalle medie al superiore. C'è l'organizzazione della vita che coinvolge tutta la famiglia in termini generali, no? L'organizzazione degli orari, delle attività dei bambini, delle attività dell'adulto. Quindi diciamo che ci lasciamo, dottoressa, con la parola gradualità. Sì, gradualità. Proviamo a lasciarci con quella parola. Senza chiedere troppo da noi stessi, a noi stessi, perché nel momento in cui ci rendiamo conto che non siamo ancora pronti a raggiungere livelli di rendimento che avevamo magari prima delle vacanze, imparare ad essere un po' più tolleranti con noi stessi e ad aspettare i nostri tempi fisiologici. Dottoressa, grazie davvero, le Grazie auguro a buon lei. lavoro per tutta l'attività che svolgete appunto nei servizi dell'ASP. Noi ci fermiamo ancora, una brevissima pausa, cambiamo decisamente argomento tra poco e parliamo del Bellini International Context. A tra poco. Tornati a Buongiorno Sicilia, do subito il benvenuto alla collega Caterina Andò, oggi a parlarci, neanche a dirlo, la parola Bellini c'è sempre, di Bellini International Context 2025, lei è ovviamente responsabile della comunicazione anche per questo straordinario evento che coinvolge due città, Catania ci sta, ma anche Messina, è vero Caterina? Intanto buongiorno a tutti, Buongiorno. so che sono in tanti a seguirci, coinvolge in realtà 3 città, ecco, perché vedi? si svolgono gli eventi a Catania e Messina, ma c'è coinvolta molto anche la città di Palermo. 3 città, i loro 3 teatri lirici, i loro 3 conservatori, in più il Catania Summer Fest, l'arcidiocesi di Catania e, ultimo ma non meno importante, la Fondazione Taormina Sicilia, che coordina tutto attraverso la direttrice artistica Gianna Fratta. Quindi, come si vede, le istituzioni artistiche e culturali tra le più importanti di tutta l'isola. Beh, ma non è un caso, Caterina, perché Bellini, il nostro genio, ovviamente richiama l'interesse, no, da più parti e dunque questa manifestazione, questo evento in tante città sta richiamando, diciamo perché è iniziato il 13 di settembre, veramente grande interesse. Grandissimo successo, si svolge in 3 città, cioè è promosso da 3 città, dalle istituzioni di 3 città, ma l'evento in sé, oltre 30 sono gli appuntamenti, è direttamente organizzato e promosso dall'assessorato regionale turismo, sport e spettacolo guidato da Elvira Amata. Ma cosa succede? Che la regione a questo punto ha voluto chiamare in causa tutte queste istituzioni per un omaggio corale, un omaggio collettivo ad un genius loci, come dicevi tu, che rappresenta la Sicilia, la sicilianità e l'universalità di quest'isola, del suo messaggio. Non a caso quest'anno l'appuntamento più importante, pensa, ecco l'opera Il Pirata, che fu il primo successo di Bellini alla Scala, fu l'esordio della sua collaborazione col librettista Felice Romani, ma pensa, la sua prima opera, il suo primo grande successo si svolge in Sicilia, sulle spiagge dell'immaginaria Caldora. Mamma mia. Dove un pirata è naufrago sulle coste siciliane, ci ricorda delle cose che nel Mediterraneo avvengono purtroppo in maniera drammatica e tragica da tanto tempo, e quest'opera oggi acquista un sapore un po' particolare. Quindi Bellini, questo suo primo grande successo, pensa, è ambientato in Sicilia. E comunque il Pirata andrà proprio il 23 settembre, che è un giorno simbolo, no? È un giorno simbolico, lo diciamo perché... E lo è sempre, perché è il giorno in cui ricorre la morte di Vincenzo Bellini, ma pensa
pensate, pensiamo tutti che quest'anno ricorre il 190° anniversario. Esatto. E quindi, siccome Bellini il suo arco compositivo è proprio lungo 10 anni in realtà, quest'anno ricorre anche il 200° anniversario della sua opera prima, Adelson e Salvini, a cui è dedicato un convegno all'interno di questo contest. Sì. Allora Caterina, però diciamolo al nostro pubblico che ci segue, che sta sentendo tutte queste cose bellissime, ma a chi è rivolto questo contest? Cioè si può andare ad assistere a ingresso libero a questi spettacoli, a questi appuntamenti? Di che si tratta? Allora, innanzitutto sono 30 eventi e sono degli eventi multigenere, multidisciplinari, quindi possono attrarre il pubblico eterogeneo, ma la cosa più, come dire, rivoluzionaria da quando c'è, siamo alla 5ª edizione, da quando c'è questo festival, perché di un festival si tratta, e che sono tutti eventi gratuiti, con la esclusione dell'opera, che comunque a prezzi, voglio dire, accessibili a tutti, da 15 a 25 euro, quindi un biglietto estremamente contenuto. Ci sono gli ultimi posti, invitiamo tutti quelli che vogliono assistere a quest'opera anche abbastanza rara di Bellini, possono acquistarlo anche online, non per forza andare al botteghino. Per quanto riguarda gli altri spettacoli è consigliabile la prenotazione. Naturalmente chi non arriva a prenotare può anche cercare di come dire, mettersi in lista d'attesa e sicuramente fino ad esaurimento di posti. Dove troviamo diciamo, l'elenco di questi spettacoli? Dove c'è la possibilità? Sul sito del teatro. Bellini International Context. Ah, sul sito Bellini International Context. E c'è anche la possibilità di cliccare, prenotarsi tramite Eventbrite e per fare anche gli acquisti, ripeto, solo per l'opera Il Pirata. Ed è veramente un grande successo, già si è visto nelle prime 3 serate alla Villa Bellini. Sì, stavamo vedendo delle immagini, infatti Caterina prima il successo è stato strepitoso. Anche perché il luogo è veramente... Ecco qua, vedi? Stiamo riassaporando quelle atmosfere della Villa Bellini. Le vedo anch'io, forse per la prima volta, perché non ho avuto neanche il tempo in questi giorni, tutte le altre cose che abbiamo dovuto organizzare, di ammirare anche questi spettatori, come vedi, assorti, attentissimi. La villa per gli eventi, diciamo, che richiamano un pubblico estremamente numeroso. Ora poi abbiamo 3 serate al Cortile Platamone o Palazzo della Cultura in realtà, e poi ci si trasferisce al Teatro San Giorgi, questo a Catania. Senti, c'è anche, e questo ci tengo molto che lo puntualizzi, c'è anche un evento a Messina al Teatro Vittorio Emanuele, che in realtà è un evento che coinvolge gli studenti giovani. Perché? Perché allora, tramandare Bellini è importantissimo. Sì, allora la cosa bella è che ci sono questi, lo spettacolo di Messina, a cui sono 2 addirittura, quelli che sono fatti alle 10 del mattino per gli studenti e per i croceristi anche, e protagonisti di questi concerti sono anche la Youth Orchestra del Teatro Massimo di Palermo, che vedi che partecipa quindi alla città di Palermo insieme al suo conservatorio. La Youth Orchestra è un'orchestra giovanile, quindi che esperienza straordinaria questi ragazzi che da Palermo vengono a Messina e a Catania per dare il loro contributo. E il fatto che Messina sia coinvolta direttamente è importante, perché Messina è come se fosse la porta della Sicilia. È vero, certo. E se noi pensiamo che Bellini, quando andò a Napoli per la prima volta, prese proprio la nave, la barca, l'ha presa a Messina, cioè quindi quando tornò la salma nel 1876, quindi Messina ha un ruolo anche di passaggio importante in questo senso. I giovani, naturalmente i giovanissimi vanno sempre coinvolti in questo tipo di manifestazioni, e anche a Catania il Conservatorio di Catania fa la sua parte, il Conservatorio di Messina pensa, oltre a questi spettacoli per i giovani, alla Youth Orchestra del Massimo, c'è anche la combo jazz del Conservatorio dei giovanissimi che fanno jazz. A Messina, ci tengo a dire, ci sono 2 spettacoli molto importanti, oltretutto. C'è Norman Jazz con Paolo Fresu, e poi abbiamo
uno spettacolo, lo leggo perché non voglio, il titolo è lungo, è Bellini-Paganini, un dialogo impossibile. Cioè si immagina che questo grande virtuoso e il nostro Vincenzo abbiano questo dialogo impossibile, è da un'idea di Gianna Fratta. Il testo è di Giampiero Mancini e ci tengo a dire che c'è un cast stellare, perché oltre al Teatro Vittorio Emanuele di Messina, lo dico per non dimenticarne nessuno, ci sono gli attori Vincenzo De Michele, Giampiero Mancini, il quartetto di Stefano Di Battista e Nichi Nicolai la voce. Insomma, è veramente una quando serata. ci sono questi personaggi, insomma, tutto è legato, basta dire i nomi. Li ho voluti leggere proprio per non dimenticarne nessuno. Caterina, grazie, buon lavoro. Fino al 28 sarai impegnatissima in questo progetto bellissimo che ti fa, come dire, ti dà luce agli occhi, così come a tutto il pubblico che assisterà a questi spettacoli. Sì, infatti io li invito a venire per questo Pirata, che fra l'altro ha un cast straordinario, con Celso Albelo che farà il pirata, Irina Lungu e Vassallo. Veramente uno spettacolo straordinario. Vi aspettiamo. Prima di salutarti voglio sapere di che segno sei. Io sono Acquario. Acquario. Con ascendente Acquario. Acquario con ascendente Acquario, ma Come non è Mozart. che io te lo dico a caso, come Mozart, vedi questi... Allora, non è che te lo dico a caso, te lo dico perché adesso c'è il nostro oroscopo di Buongiorno Sicilia con un strepitoso collegamento con un personaggio ormai amatissimo dal pubblico qui a Buongiorno Sicilia. A tra un attimo. Arrivederci. Ed eccolo il personaggio amatissimo, è Marco Amato con il quale mi collego. Buongiorno Marco, ben trovato. Buongiorno Roberta, felice di rivederti. Anche io, ci rivedremo diciamo ogni mercoledì, dai, mettiamola così. Ogni mercoledì. Allora, senti, hai sentito la nostra ospite Acquario ascendente Acquario, ti dice qualcosa questa abbinata? Com'è? Beh, non è un caso che proprio la signora, di cui tra l'altro ha apprezzato moltissimo la disquisizione, è assolutamente legata al segno dei suoni. Acquario come Mozart, come Chopin, ma come tanti altri esponenti della musica, per citarne uno italiano per esempio Vasco Rossi. I sound, i suoni, soprattutto quelli contemporanei, moderni, sono assolutamente legati a questo segno zodiacale, in particolare all'innovazione del suono. L'Acquario è il segno del futuro e dell'originalità, quindi anche in epoche passate può aver dato degli apporti assolutamente innovativi. Addirittura nel mondo della musica si narra che Mozart sia stato il precursore del rock and roll. Chissà, non è propriamente il mio ramo, ma lessi questa cosa tanto tempo fa, ma che è coerentissima col segno zodiacale dell'Acquario. Allora, dove ti toccano suoni, Amato? C'è niente da dire. Di chi parliamo oggi? A chi facciamo un ritratto astrale? Allora, facciamo un ritratto ad un austero Capricorno, di cui più volte ho parlato perché io sono anche un grande patito di Masterchef, infatti parlo di Bruno Barbieri. Un programma decisamente ferrato in alcune delle sue parti, ma che sicuramente ha fatto epoca nella storia della televisione. Bene, Bruno Barbieri però questa volta non è in veste di cuoco, ma di ospite, perché riparte il suo programma 4 Hotel, programma seguitissimo che analizza le prestazioni di 4 hotel, tutti su un territorio, per decidere un po' chi se la cava meglio con i servizi, con il porgersi agli ospiti in maniera ottimale. Bruno Barbieri è un Capricorno, segno di Saturno, segno che parla sempre di una certa integrità. Barbieri infatti ha sempre propugnato nella sua cucina una politica di semplicità antica, della cucina della nonna. Le tradizioni sono tipiche di questo segno zodiacale. Come giudice, sia in 4 Hotel che in Masterchef, la sua integra severità è sempre indice di qualcosa di autentico, di molto studiato. Saturno è anche indice di sapienza e di tempo. Insomma, potrebbe sembrare un po' spigoloso e rigido a volte il nostro Bruno Barbieri, invece cerca sempre di arrivare alla verità, come il Capricorno fa, come la capretta, vuole salire tutta la montagna per arrivare in cima, per dominare la materia e per averne cognizione. Il significato del Capricorno è molto profondo, è l'ultimo segno di terra e con lui finisce il senso della realtà, il mondo degli uomini. Poi iniziano l'Acquario con i loro sogni
i loro suoni e i loro voli pindarici. Oh, ma che poesia! Grazie. Allora, qualche cenno sulla giornata di oggi in cui Molto proprio brevemente, il Marco, molto brevemente, vai velocissimo. brevemente. Benissimo. Allora, Mercurio e Saturno oggi litigano, per cui la comunicazione e la concretezza delle idee può fare fretta all'Ariete, mette a suo agio invece il Toro che non ne vuole sapere niente, i Gemelli invece pensano che chissà cosa sta succedendo, solo non capiscono, c'è troppo Cancro, per voi un po' distante un po' questa realtà in cui volete solo preservare i vostri sentimenti. Leone, molto attenti invece a tutto il circostante, come sempre bravi. Vergine, per voi invece una problematica a farvi capire oggi, quindi non scoraggiatevi, siate pazienti. Bilancia, per voi le nuove strategie portano novità e un incontro risolutivo. Scorpione, voi un po' assenti oggi, ma osservate da lontano. Sagittario, oggi proprio Giove vi porta una bella notizia, il vostro pianeta, coraggio. Capricorno, oggi morite dalla voglia di concretizzare un affare, mettendo anche la fretta giusta. Acquario, voi siete sempre di fretta e tutte queste idee sono talmente vaghe che non vi interessano e vi chiudete in sé. Pesci, un po' melanconici, però avete ottenuto quello che volete, quindi state ad osservare, tutto quello che dite oggi sarà legge. E detto questo, cara Roberta, auguro a tutti una buona giornata. Buongiorno Sicilia. Ciao Marco, grazie, sei stato bravissimo. E allora, velocissimo e bravissimo, come bravissima sempre a, come dire, raccontarci anche delle notizie un po' curiose, ma devo dire questa mi sa, Lorena, molto interessante per tutti noi dai giornali. Sì, perché parliamo di una festività, una nuova festività che potrebbe arrivare, ma insomma il condizionale è proprio superfluo, perché San Francesco batte San Giuseppe, il patrono d'Italia, festa nazionale. Tra oggi e domani la Camera voterà la proposta di legge per istituire questa festa nazionale che, qualcuno forse lo ricorderà, era stata abolita nel 77 e torna in calendario dal prossimo anno, perché nel 2026 cade di domenica e quindi dal 2027, cara Roberta, potremo godere di una festività in più. Bene, allora con questo auspicio, devo dire, per tutti i lavoratori, io ti ringrazio Lorena per il lavoro di oggi e ringrazio il nostro pubblico che ci ha seguito. Buongiorno Sicilia, come sempre, tornerà domattina alle 8 con Angelo Gagliano. Noi ci ritroviamo invece insieme mercoledì prossimo. A tutti, buongiorno Sicilia, arrivederci.